Anno. Salute e benvenuti a tutti. Questo è il primo del suo seminario di traduzione che sono stati concordati dall'Assemblea settoriale dell'Imbasa, che è una delle settoriali dentro de ANS. Per chi non conosce ANS, Assemblea Nazionale Sarda, è un sozio culturale apartitico presente in tutta la Sardegna. L'obiettivo nostro è di dare importanza e diffondere sul patrimonio culturale, storico, linguistico della Sardegna, per vraicare o tornare a scoprire una coscienza nazionale del popolo. L'Imbasa in particolare lavora per dare valore a tutte le Imbasa di Sardegna, che il suo obiettivo è arrivare a una parità linguistica in società sarda. Proprio per questo, oggi in questo mese abbiamo a fare di traduzione ed è importanza che ha tradurre il sardo. Come è scritto Flavia in un articolo che si sito in Indipendente, a tradurre che narrare a ortulare la gerarchia de potere e sta a dare aiuto a su sardu pro chi potata resistere e esistere. Su de oggi dunque usata essere una boio di introduzione, uve Flavia Eva Floris nos a fedare de traduzione, che non arregliono dei su titolo, ite sono sa traduzione sa tradutologia, conceptos, teorias, esempios. Tanno come vos presenta Flavia. Flavia Eva Floris è traduttora, docente di scuola e dottoranda in traduzione, genere e studios culturales in Università de Vic, Università Centrale de Catalunya. In sa circa de dottorato est studiando esar figuras e sos travaglios de sas traduttoras, che hanno traduito operas de narrativa in sardu. Este pro custo che Flavia nos ha spiegare puru i test a tradutologia femminista. Floris ha applicato la laurea magistrale in traduzione specialistica all'Università di Castello, che in una tesi sardo sopra de sas tecnologias, pro sa traduzione e sa lingua minorizzata. A che parte de hardware, sozio de volontarios che travagliano per sa presenza de sa lingua sarda e sa tecnologia. Este pro narrere, grazie a vinas a hardware, si oggi pure potremo usare il gizi sardo. Spero che tutti siano resistiti a che lo ponere il sardo, ma accatete tutti queste opzioni de gizi. Prima di lasciare la parola a Flavia, che torniamo a ringraziare, vosamento che vi dettare un atterraboio su 28 di questo mese, che in su professore Adriano Martin, traduttore, sonatore e cercatore universitario catalano, che nos ha fedare da INAS e praticas di questa traduzione in sardo. Tanno, in sosate raboioso poi che hanno bene rapostri ed esistio vamos a fare pure di traduzione e diritto, comunicazione, editoria e tecnologia. Tanno, io come di lasciare ha fatto una presentazione l'estra de su chi semus, de su chi querimo fare, chi semus facen, e come di lasciare la parola a Flavia, che torno a ringraziare, ringrazio Vinas Toto per essere in qui stasera, e insomma, grazie a Flavia pro sarreio pro essere stasera in occhio. Grazie a tutti. Saluti, grazie a tu Gloria. Noi a comparti su schermo. Attendo una presentazione. Dunque, nulla, grazie a Gloria e a Assemblea Nazionale Sarda, a Assemblea Settoriale Limbasa, in maniera particolare a Schianti permitios a organizzazione di questo seminario. Questo è il primo, come ti viene di Gloria, però si nanta fai devruso mei schiras invenientisi. Faccio una premissa pitichedda innanzi di cominciare con il contenuto di questa presentazione. A poi chi sarà in sardo e dove faccio con uno narauso scopo preciso, ma che questo tenete un prezzo, no? Tieni pazienza, però poi sbagliai, a poi cliccai de formai fuedos digando in prestito finza da forma da tra linguas, però insomma come ti scilesi questione di scienze e di greca
non risulta da sempre questa cosa proprio facile da fare in sardo, però roso chi ha questa perfezione non può cominciare mai e se non comincio mai non può arrivare a questa perfezione, quindi ho deciso di fare questo seminario in sardo. Su titolo come ti fione de gloria esti ita sa traduzione sa traduttologia, concettus, teorias, exemplius, e sapo a questionai sa mostru is contenutus de questo seminario, che esti proschettotu un seminario su proso teorico che non pratico, no? A differenza anche ad esatto su che Santa Fai cosa innanti con l'Assemblea Nazionale Sarda. Dunque, se stessa traduzione, possibili significados de questo pueblo, i tornai a tradui, cali fundi genias principali de traduzione, ita studia la sa tradutologia, sa può mostrare un vago su paradigma prescrittivo, può arrivare a bichi, si può definire smontai, può definire se una traduzione fatta bene, deusa chi se ne in paesi, sapa mostrare metaforas e concettus capiados a sa traduzione, usa bi commenti custos studios andant de una prospettiva che grica la sa norma da una traduzione fatta bene o fatta male e poi accabanta con una prospettiva sul proso culturale e poi sapo a mostrare come ti viene di gloria un vago deità cristiana, da deità tratta da sa traduttologia femminista, fadende una presentazione dessa grica in cosa mia, del dottorato, che tratta da traduttologia femminista con una prospettiva femminista intersezionale e decoloniali in Sardegna. Dunque, come ti viene cominciato con una definizione di traduzione, videos cali funti significados che podimus già. Quando chi si naso di traduzione potete fare riferimento a un processo, no? a satto di tradui, a tutte le azioni che funti implicate a naraus quando si poneva a fare una traduzione, riflessioni, scioveros che fadeus quando fadeus una traduzione, però si poteva finza, quando si naso di traduzione riferire a un prodotto. Cioè sul risultato, no, di questo processo che si può in noi e stanno sul traballo che deriva da no, questo processo. Si può trattare di un testo generale, di un libro, può essere una pagina web, un adattamento teatrale, prodotti audiovisivi, può essere una canzone, un'avventura e altre cose a merda. Traduzioni però si finta sa disciplina. In italiano, con altre lingue romanze si impara da traduttologia, finta sa studio traduttologico, però poi influenza di altre lingue, come l'inglese che impara da proschetto translation studies, viverà uso traduzione finta sa noso a sa disciplina. In Castello Bonai, Cesti, in Castello Bonai c'è un corso di laurea, no? Laurea magistrale, che è traduzione specialistica dei testi, e può si donare con Paolo Fuedus esti questa disciplina che studia da commenti tradueus, commenti ita tradueus, in calisi contestus, ita succede di quando non fadeus, tutta questa genia di riflessioni a livello testuali, extratestuali e contestuali. In noi si usa concentrare in questa traduzione come te processo, ponai ita o innai a tradui. Deo pubblicare in 3 dizionari su sardus, definizioni de tradui, finza da fuedos, concettos e sinonimus, no? Che sta capianta a questo verbo. Il suo primo, che su dizionario multilingue del Puddu, ha pagato questa definizione. Portai, furriai o passai su disinnara o che si scrivi da una lingua, un linguaggio a un'altra, o finza a un sistema di segni differenti. Su deduso dizionarius, questo altro dizionario multilingue de rubato,
a costi da tradurre ancora i suoi de portai, de furriai, aggiunghi di finza da tramittere, trasladare, entre altre varianti sì, de sardo. Ma in s'ultimo apo adattau in questo dizionario bilingue de caso, apo criccau tradui e m'ha donau sa traduzione in italiano. Tradurre. Su primo esempio adaporto esempios in sardu e accò apo criccau sa boghi trasladare, in prosu chi ricopiare e esumare, besse sia foras finza da su verbu tradurre. Si fatzu bi custu ca unu des primus una des primus dudas chi benit a nois chi traballaus cun sa traduzione, con sa traduzione e su sardu, est de carattere traduttivu, cioè commenti fadeus a tradùgiri in italianu traduzione, no? De s'italianu traduzione, de su castilianu traduzione, de s'inglesu translate. In sardu commenti du naraus? Est un'ambitu de studios chi s'est formau a tradu, cussu de sa tradutologia, e duncas non podeus agattai de certu documentus chi si faint bi commenti precisamente podeus zerriai traduzione in sardo. Tre bois atras de seguru is personas prus attentas anti si funt accatadas a chi finzas in foras de dizionarius bi funt essius a foras tentativos diversus de liggiai un nomene in sardu a custa attividadi. Tradui, portai, furriai, trasladai, eccetera. Deu e tottu chi steo presentendi questo seminario e chi studio traduzione e chi stiano giai donnia dì, steo scelerende tradui e non portai e mi manco furriai, ponamino. Poita ita innai tradui e poita non mi seu posta, poita non apo fatu su scioveru portare o furriare, ca non tengiu un'idea aici naraus semplicistica de s'idea de tradui. Cantu ligiu furriai o portai, cussu chi mi benit a conca est po primu unu gessu meccanicu. Apo scioberau sa losa de Nora, posi vai bì chi parit chi siat iscritta in alfabetu feniciu, e posi vai bì chi po mei sa portadura de sa losa de Nora iat essi una cosa tipu custa, non un gestu meccanicu immediatu. Aici e tottu, sì, aici e tottu succedit cun su verbu trasladare. Mi donat, non sciu commenti, s'idea de portai unu paccu, unu oggettu de una parte a s'atra. Mi donat s'idea de praticidadi e non de traballu intellettuali, pro chi no atru. E naru, però su significadu est troppu attesu de custus verbus portai, furriai, trasladai. Ca candu penso a tradui non penso a un gestu meccanicu, automaticu, penso chi implichi una surra de chistionis, de cuntestu, de politica, de soggettividadi, de espressione artistica. Insomma, est unu traballu complessu, no? Finzas cun autonomia propria. Ognai interpretai, ognai creai, finzas, de su momentu chi mi pongio a fai una traduzione de un romanzu, ponai, seu torrendi a iscriri un romanzu de su cuminzu, cun sa soggettividadi mia, cun s'interpretazione mia, e duncas non est sceti una trasmissione de faeddus, ma finzas de significaus, de credingius, de istoria, de concettus, de emozionis, de conoscenzia, de cultura, de intenzionis. Cando si tratta de linguas minorizzadas, poi commenti su sardu, intra otras cosas, est una manera de pigare una posizione, no? De fai cultura e de fai finza da politica. Imui chi s'apu nau unu pagu deu ita sensu di giau a sa traduzione, olesi cumpartì po us'atrus ita benai a tradui, cioè si dimandu chi
potesi questionare, chi seu segura chi prima innanti de oi esi già pensau a questo verbo, tenesi già un pago di esperienza, magari non totus e magari non completa le traduzioni, e sono curiosa de scidos, atrus ita divenzai, che ho lesi intervenni. Potessi finta scrivere un messaggio in sa chat del Duolingo. Zipoto, narrare qualche cosa. No, tanno io la prima via che appunto un po' pensato a te queria narrare a tradurre se che hanno pro narrare ha incominciato a imparare su tedesco ca in su tedesco praticamente tutto il lumenese tenen za prima lettera che se maiuscola e tanno mi ha pensato ma come te di attessere a colare pro narrare da una poesia in italiano uve za paraulas pro narrare evento, magari atteras paraulas canno la scrimusu personificare la sponimusu chi sa littera maiuscola, come te di attessere a colare de questa poesia che sta in italiano, magari a su tedesco, uve cusu si perdete de sicuro ca in tedesco totus as primas litteras de totus de sollumenes sono in maiuscolo e tanno in questo momento è stesa prima via che abberu pensato ite che riannare da traducere e commente esse abbiasa difficile che praticamente la traduzione dipende sempre da esa limba, da esa calesi partite a sa calesi arrivata. Insomma, è stata la prima riflessione che ha papito un namuso. Ok, grazie Gloria. Dunque, è una perdita di forma, no? Questa traduzione poetica, per esempio. Marco? Dunque, per me a tradurre, mo naru tradurre mancai costumandai furriai, per me tradurre esti commenti a torrai cun is fueddus de unu sistema linguisticu una idea chi danti scritta o danti nada cun is fueddus de un atru sistema linguisticu, no? A bortas s'idea de tradurre fortzis giai prus attenzioni a su fueddu in sei, po me sa cosa prus de importo est s'idea comprendi una idea e cercare de la lorrai annai in sa manera prus clara e chi prus torra la gusto originali, ma con is fueddus de un'altra lingua. Ok, torrei a nai un'idea che sia da su prosa accanto possibile a cosa del un testo originale, però con sfumato su di un'altra lingua. Ok, idea originali, bene. Pesau Samao, Enrico? Ja, saluri. Sugana o Marco poi a Salvini e intanto tocca la vinza a entrare in suo sistema culturale dessa lingua che si usa movendi, cioè dessa lingua di partenza, dessa lingua che si usa ribendi, tocca la vinza a sciri. Poi fai una traduzione fatta bene, a pari mio, tocca la vinza a conoscere il suo sistema culturale, insomma, che la storia dessa letteratura e non riuscius. Okay, antropologia del suo popolo che vuole della questa lingua, poi ritorrai bene e sentire su Suzuki, il suo genioso bogao della lingua di partenza e poi torrai a settiu in sa lingua a chi si arribendi a tradurre. Posso dire toccare su vuedu furriai e sono vuedu commenti a volte accostumano idea giorni in suo sentire che come non è meccanico come idea, ma senza si vorrà in un'altra cosa e come tenere trasformarsi in italiano, no?
Entonces, per me, può dirsi, però tecnicamente sono d'accordo che è proprio giusto a imparare e tradurre, insomma, questo sistema nostro latino. Questo, grazie. Bene, grazie Enrico. Maria Vittoria. ¿Me entendides, eh? ¿Me entendides, eh? Ja ti intendevo. Vabbè. Sa traduzione penso che sia una faina difficile meda, proite si leamus comente cumpartidu dai totu su fattu chi 'onzi limba esce una visione de su mundu, no? In ogni limba b'ente una visione diversa de su mundu, chi podet essere gasi chi duas limbas poden avere una visione più o mancu a facca de su mundu, e custu cuncettu l'at esprimidu meda 'ene una pizzina de sa chirca chi amus fattu de psicolinguistica. A sa pregunta proite cheres imparare su sardu, issa at rispostu: proite non podet aggiuare a nos esprimere in manera differentes. Cioè, cando tue impreas una limba ti esprimisi con totu cussu chi cussa limba at comente concetto, comente visione de su mundu. Gasi chi traduire esce una cosa difficile meda, pro calcunu naran traduire cheret narrer tradire, no, in italiano. Gasi chi soprattutto pro testos de poesia, inue poi sono de sa paraulas non sun solu sono, ma an propriu unu significadu, è meda difficile. Gasi chi insomma esce unu tribagliu difficile meda, m'imbaro ecco dai custos abboios chi podimus chircare de cumprendere totu sa difficultade, sos aspettos differentes de cussa de sa traduzziones. Finidu. Grazie Maria Vittoria. Non vivo a Tramanuso. E moi Giai Amedeo. Ecco, io su chi penso che narra, traduire o portare, insomma, cada uno come te chiede, è proprio a narrare, è ripetitiva la cosa, e te che narrare una cosa, un pensamento, una situazione, una vaina che viene concretizzata, chi mancare tenete un modo della poter spiegare in una lingua e tu devi scrivere di spiegare alla stessa maniera in un'altra lingua. E dunque, chi sia sta casa venire da una lingua stranza a su sardu o chi siete della lingua sarda a una lingua stranza, deve essere attrettoso de ischire ites e nande e spiegare su chi quer narrare che in questa cosa, in questo pensamento, in questa vaina. Grazie Amedeo. Flavia, scusa, puoi battere un messaggio su questa chat? Stiamo andando a leggere il messaggio su e pintai con sa lingua tua e dunque sa cultura tua un testo. Ok, a pintai, Manueli, e si entrai intro de su sentito de un testo, poi adattai sa maniera giusta de donai in un'altra lingua. Antoni, ok. Dunque, temos varias perspectivas e puntos de vista. S'importància de su contextu, a entrar in su testu, a comprendere su testu, a tuttorrai in un'altra lingua, s'attenzione a sa forma,
E tutte queste cose appunto ovviamente come tenere pensamento su validos e legittimus. Se io li fai B, andando un vago in antisi, itta questa diapositiva ho fatto una tabella così vai B uno degli studi preso in preuso dessa traduttologia, dessa didattica dessa traduzione, quindi si può avere un vago su concetto di traduzione e potenni in conca che traduzione è un concetto finza ampio, non dice questo chi costuma a pensare, cioè sul passaggio di una lingua o una cultura a s'altra, può dirsi finza da pruso diverso e vario. Roman Jacobson, questo linguista, parte questa traduzione in tre esigenze differenti. Questa traduzione intralinguistica, interlinguistica e intersemiotica. Questa intralinguistica torna a formulare dentro della propria lingua un messaggio. Un esempio di traduzione intralinguistica può essere una parafrasi che anda da un testo manca in sardo a un altro testo sempre in sardo, dei codici linguistici ovunti di lingua a lingua, sa lingua non cambia. Cosa interlinguistica è questa traduzione tra lingua diversas, e dunque la traduzione commenti commenta costumata da pensare nosu, no? Un romanzo, un film, un discorso de genias naraus medas, dunque andato da una lingua A a una lingua B, si pensa questa traduzione intersemiotica, cioè passato da un sistema di signos a un altro sistema di signos, e sticando da un libro fareso una traduzione come un film, da una poesia arrivata a una canzone, da un testo di un disegno, illustrazione come ti lo usai, e dunque se abbiamo codici linguistici in noi poteso passare altri codici, immagini, sons, movimentos, finza quando visionamos de linguas dei signos, no? E fadeso una interpretazione con lingua dei signos. Bene, e sti finza da poco su poter questa idea che su sciogliere questa immagine in Parisi con Gloria e con l'aiuto di altre persone dell'Assemblea Settoriale di Imbasa. Questa che è questa copertina di questa presentazione. Questa rappresenta proprio un esempio di traduzione intersemiotica, cioè questa è un'opera concettuale di Joseph Kosuth, dinanta One and Three Chairs. Questa fotografia a mano manca rappresenta la Sagadira, che è in mezzo a s'opera, e a mano diretta teniamo una definizione de Cadira desadattata a noi in sardo e desupposta a noi in sardo. Questa cosa interessante di questa installazione artistica è che ogni volta che questa Cadira cambia da spazio, cambia da posizione, può cambiare museo, può cambiare mostra, eccetera, cambia la finta da questa fotografia, può rappresentare proprio questa Cadira in sul luogo in cui si stettia vostra. Si venite a conca os altros esempios de traduzione intersemiotica che io lesi compartiri. A Polligio de Vago ponè chi hanno fatto questa traduzione di un testo poetico e stanti furiau a un vrago, a un profumo. Catalina. Buonasera a tutti quanti. Mi è venuto in capo a Bali che non per forza credo si debba parlare di parole in questo caso, ma per esempio per una matematica potrebbe, quando si parla di geometria, potrebbe essere un tipo di traduzione intersemiotica,
o se tu che fai delle immagini, come abbiamo detto scusate, possono essere tradotte in musica o un libro in un film, insomma, cinematografico, che può essere un montone di esempi. Ci esti. Questo c'è tipo si vai Vicky, non c'è questa traduzione da poter intendi noso commenti con un sentiero ampio, ma penso la cassa sa traduttologia estimoi ed è una bella varietà di anni con questa abilità di occupandisi di traduzioni in un sentito ampio meta. Qualcuno idea questionai? No? Appunto non so. No, andava bene. Ma ite studia da sa traduttologia dunque? Sì, quindi una mano. A Povergia. Chi di questionai? No? Potete andare in antisi? Ok. Dunque, sta traduttologia è una disciplina varia, diversa, prende accostamentos diversos, è considerata infatti un'area accademica multidisciplinare, interdisciplinare, studiata teorias descrivi sempre questa traduzione, interpretazioni, ma fins a questa localizzazione di altre agenzie di traduzione. Podeus capire dunque questa disciplina traduttologica a altri studi megas, sa letteratura, sa storia, sa filosofia, sa informatica, sa linguistica in sentido ampio, questo lavoro, sa semiotica, entre altras, ma sin chi non sempre esti stetio aici. Ca finzas a totu is annos 80 sviluppos teoricus de sa disciplina si vunt concentraus in tres paradigmas de fundamento, cussu prescrittivu, cussu descrittivu e cussu funzionali. E funzionalista finzas. Est invece de sa fin de is annos 80 chi teneus una furriadura immogiai culturale e no in carriera da prospettivas noas ed importo po sa traduttologia. Cioè, sa traduzione comincia da essere analizzata finzas da un punto di vista culturale, ideologico e politico, ma de questo sin da poco che se non vago specifico prosennantisi. A proposito messo il nome di James Holmes, che è questo studioso che ha cominciato prima a disegnare un rauso su comincio di questa disciplina come disciplina autonoma, in suo su The Name and Nature of Translation Studies, e mancai in antisi sesti questionaus de traduzioni sempre, issu esti chi ha ridonau un nomine ha posto sa base po sa traduttologia. In is annus, partendo dai noi, des annus però alla ben di noi, però partendo un vago prosennanti des annus 50, annus 70, sul paradigma prescrittivo de studios e traduzione fiera questo chi vi ha dato proso un preao. Podunai con faedus sul proso facili possibili, esti un accostamento che si concentra da meda mis aspettos linguisticus e filologicus de sa traduzione e si basa da sul proso in s'idea che esiste di una maniera giusta o sbagliata di fare una traduzione. E dunque chi traduce, una traduttora o un traduttore, deve seguire una certa norma. E questa norma di solito è valutata, no? In positivo, quando la traduzione si accosta sul proso che voli a un testo originale e quindi adesso in lingua di partenza,
E cando finza cando su traduttori esti positiva cando su traduttori e sa traduttora esti un agente neutro e neutrale no? Rispetto a su dessu, deve essere su più trasparente possibile, su più invisibile possibile. Questo paradigma si basa da finzas sopra del concetto di equivalenza, sia la formale sia dinamica, e stannai sempre podonai all'estero si struttura de s'equivalenza formale esti cosa chi già è di sa priorità di a sa forma de sa lingua de su testu e a sa struttura finza de sa lingua, dunque la sintattica, morfologica ma che se più che tutto de forma, mentre chi cussa s'equivalenza dinamica in qualcuna maniera critica de donare il suo proprio effetto chi tieni di su desso de partenza. Dunque, come ti saponau, se usi in suo campo de stabilire i testi giusto, i testi sbagliati, i anda bene e i andrà male in una traduzione. Però in me mi appragi chi insomma non uso già uso un giudizio del valore a sta traduzione e torna fuori essa domanda in i testi, una traduzione in sardo fatta bene o esatto. Caterina, ti ascoltavo. Secondo me quando si parla di traduzioni fatta bene, sicuramente si parla di una traduzione che riesce a essere pure infedele in qualche maniera. Per esempio che riesce a trasformare tutto canto o che ha cambiato il senso delle, il significato delle immagini che vuoi portare queste parole. Ok, asinò fedeli, Caterina? Infedeli. Infedeli. Ok. Grazie. Vosaltres? Vosaltres? Il testo è una traduzione in sardo vata bene, di chi si naso sempre. Marco. Mo, come asinà un diristionau su sempre, me bani racconca una cosa, e prusu che no annai il testo a traduzione in sardo fatta bene, mi beni prusa con che il testo a traduzione in sardo fatta male. E sannai chi cioè più facile ad unai, poi tagando più la traduzione e penso questo è fatta male, e poi Taddeo Liggio in questa traduzione una cosa pensata e scritta narausu posso un prusu in italiano ma scritta con fueddus sardus e dunque un traballo fatto scetti pigendi commenti che vi causu fueddu po fueddu e narausu questo fueddu i teri di narausu a senza di poneusu custu ma se ne vigai su sentiru in treu de soli seus traduendi e dunque forse se una traduzione fatta bene esti una traduzione che furia da in sardu già scarescendo sì de calisia da sa lingua de partenza narausu cioè che non parli già una cosa pensata in sardu ma chi torna da su sentire de un resto in un'altra lingua. Andrei dunque sul testo di arrivo, sul testo tradotto, in qualche maniera parli di supposo naturali possibili fisicamente. Sì, sono d'accordo che Marco, che Catalina, su Cannao,
praticamente, quando tu intendi una cosa in italiano, è nasa, come te la di annare di sardo, però pensandela in sardo, e non a che esa portatura, esa traduzione, parabola per parabola. Dunque, un'idea che vi può bene in italiano, la pensi di sardo è nasa. Come te la devo annare di sardo, come te la devi spiegare, come te la devo anche comprendere a un sardo che mancare non vi conosce italiano. Come ne scusta una traduzione andata bene? E si fondamentale fai un passo a coa e si regolare che devo pensare in questa lingua che io le uso scrivere, questa traduzione. Dunque. Ok. Esattamente. Altrese? Flavia, ci punti un messaggio su Insta chat, non so tu sta biuso. Ja, io la sei spazio primo hai intervento su despruso attriviuso. Andato a legge Insta chat. Manuel, per me la traduzione si è fatta bene, quando rispetto alla sud-est del tradusi, ma rispetto alla sud-est rispetto del sud-est de partenza, ma finza da destra lingua d'arrivo, interessante mela. Antoni, e si è fatta bene quando leggendo questa traduzione, ti si noti in mattessi cosa sta spiegando. Da legge senza scusai, da legge senza lingua sua, tenisi stamattina emozioni in ambas limbas a cambas limbas fonti rispettadas. Dunque, una sorta di trasmissione delle emozioni. Quando si legge un'opera originale, fonti di una certa genia e quando si legge una traduzione, depinti essi praticamente proprias, che può comprendere bene. Ok. Ci devo contattere? Che non si vede. Tutto questo può fare un vago di critica, no? Che non si basa da sola. A criticare un giudizio su dei valori, povate usatri, che non interessa da me a sempre a pensare bene ai suoi usi che imparano, finché sacando senso che se ne traduzioni che non è logico, non è una cosa scontata e ha pure rivolto una serie di concetti che punti a capiauso e giudizios e pregiudizios fatti a una traduzione finché da può criticare, può ragionare questo paradigma teorico prescrittivo degli studi tradutologici. Poi sul concetto di equivalenza, no? De chi esumentuai agora. Cali esti unidadi de traduzioni chi o leuso trasmiti quando si venzendi a equivalenza? Cioè, s'equivalenza tra fuedusu, s'equivalenza tra due frasi, in una canzone rap, s'equivalenza esti sa rima, in una canzone melodica esti su sono, su sentido chi mi già di su sono. Unidadi mancai a chi de peso torrai un certo tipo di equivalenza e si sudesto un treno in un romanzo ponai e si scetica ai ci si stesiausu un vau de seguro de sa forma che non c'è questa equivalenza perfetta, no, in tre lingue questo non è che non potete mai aspirare ovviamente a equivalenza perfetta. Cada fuello, cada frase, cada testo si vive dentro di una cultura, ricci di ogni fuello secondo un contesto preciso, ma finza complesso. Dunque, come ti si fa da torre questa equivalenza? Devo spiegare ogni fuello?
Esti un luogo problematico questo concetto, ma finza sa cussu de s'intenzionalidadi, s'intenzione de chi traduidi, depidesi sa propria intenzione de chi ha iscrittu un'opera chi sesu traduendi. Cioè, s'intenzione des autori, po mei esti difficili meda da connosci, no da podeusu teni sempre presenti, no da podeusu sempre interpretai in maniera univoca. A bortas finzas autori mancai motu, o a bortas mancai intenzionis suas funtisi ambiguas, attra bortas podiat essi s'intenzione des autori podiat essi cussa de si cunfundi, no? E tutto cussu po nai chi s'intenzionis non esti difficili chi siant oggettivas, toccat a las interpretai e po custu funt suggettas a soggettividadi. E un atro concettu chi m'abarrat unu pagu arresciu esti cussu de s'originalidadi de unu testu, de s'originalidadi de su testu originali, no? Esti una distinzione classica, testu originali, testu traduidu, ma seguras seus chi finzas a sa traduzione non siat unu testu originali? E parallelamente a cussu, seus seguras seus chi un testu chi consideraus originali siat originalia beru? Po mi spiegai, si bettu s'esempiu de is studiosus chi ant chistionau de intertestualidadi, issus pensant chi finzas unu testu originali siat una genia de riformulazione de aterus testus. Cussu ca ogni scrittura rispondidi a discursus chi esistenti giai, ogni scrittura s'arrimada o pigat ispirazioni de discursus chi esistenti giai. Duncas finzas s'autori chi scrivin un testu chi accustumaus a di narai originale, fait parti de unu sistema de vocis de chi pigat sempre ispirazionis po creai s'opera sua. Ma sa nozione di originalità tenne di finzas un'implicazione gerarchica, no? E sta nai chi su testo de partenza in questo paradigma esti superiore a sa traduzione, e ci punti, po nai podeusu finzas fai esempius de traduzzionis chi ant tentu prusu fortuna de s'operas de partenza, ma normalmente po convenzione, no? Su testu originali esti puro, esti nobile, esti de rispettai, esti cussu unu voidu chi eus imperau nosu puru. A su contrariu, sa traduzione esti sempre derivada, secondaria, po definizione imperfetta, esti cussu chi fai perdi significau, sentidu, emozioni, eccetera. E proprio po custu aici maccapiu a su concettu de invisibilidadi. Chi traduidi faidi una figura pro bella cando non si bidi, no? Convenzionalmente, tradizionalmente, cando esti invisibile. Ma chi esti chi tenidi narausu su diritto de interveni in unu testu? Cioè, si un traduttori depidessi invisibili, liberi da conca finzas a cali, come ti seus trattendi sa persona chi ligidi? Cali logus eus lassendi, po s'intelligenzia de sa persona chi ligidi, da depesu frigai a sa persona chi ligidi, depesu nai case che custa esti un'opera ex novo chi non pigat ispirazione de nudda. E quando si siedi, cioè, quando un lettore gesci di tutto, no? E non c'è nessun bisogno insomma, dessi guai entro del suo testo. Finzas a quando fadeus una traduzione da una lingua dominante a una lingua minorizzata, seus seguras di averus non si interessa da sa posizione politica e simbolica di chi ha fatto questa traduzione. Cioè, Olunai non esti de profetto po sa traduzione, po qualunque contesto chi
questa veina sia da una veina in ombra, no? Chi est neutra, a su contrario, non est mai una veina neutra, est plena de connotazioni culturali e politicas. E pogabbai arribaus imoi a su concettu de fidelidadi in sa traduttologia, est finzas un atru concettu chi nd'est de sempre a pillu, però in antisi si fai bì questa frase, questa nota de su traduttori che si è fatta famosa meda, legata de sa traduzione de su romanzo Beauty Salon, fatta da David Shook. Questo traduttore de sicuro devi dire bene che sa traduzione non è un trabalho invisibile, ma il fatto de sciopero, le sicalis culturali, è un trabalho può avere posizioni, può avere decisioni, e può fare interpretazioni fintas soggettivas e sul pruso soggettivas. E tu declarada aici in maniera consapevole, cosciente, esplicita, commenti o lesi adunai, su traduttori di un'area da pensare del problema. Poi a sa fidelidade, vi dorra da diesi da pillu sempre, no? Quando chi si le traduzioni. Però è un altro concetto problematico a Savini, no? Che chi ci pensaus, innanzitutto a chi depeus torrai questa fidelidade, a s'autore o a su testo scritto de s'autore, o a sa lingua chi dessa chi se traduendi, o a su lettore, a sa lettora. Questo è un concetto problematico. Chi tradizionalmente però non ritentu ambivida di si medas, non che chi se naus sul proso de fidelidade a s'autore, ma eus già in oi chi is intenzioni suas de s'autore non sempre fai ad interpretai in maniera clara e univoca, però intendo finza da questione de fidelidade a un testo. E dunque, commenti che questo testo sia da naraus un oggetto perfetto da copiare, no? E chi traduci di una traduttore o un traduttore, un mediadora passiva. In caso chi è chi decidi di questa prospettiva melus de adottai e sti cosa de rispettai fedelmente, tra virgolette, sa funzione de su testo a intro de su sistema de sa lingua de arrivo. E chissà fidelidade non si possa da promette a suo pubblico invece, no? Invece si passa autori originali dell'opera. Esti problematico finché abbiamo altro punto di vista questo concetto che si stetio critica o meda su pruso de parti dei traduttologas femministas dei anni 80 che antipensava questa questione della femminilizzazione, della sessualizzazione di questa traduzione. E si punti vias della metafora le belle infidel, che è stata invogata fuori in Francia, a metà del 600, può criticare le prime traduzioni di opere classiche di Omero e Virgilio. Effettivamente c'erano tempi in cui i traduttori di queste opere classiche costumaiant a fare traduzioni proponendo modifiche e abbellimenti in italiano, scusai, può fare chi su giorno della lingua e sa lettura in francese fessinti su pruso gradevoli e possibili, no? Faccio una bella traduzione dal punto di vista della lettura, del suo uso, della scrittura, della lingua d'arrivo, però ovviamente questo innai a diverdi, in alcuna maniera, assistesiai dell'opera in lingua di partenza. E dunque, a po' Chamberlain in un primo momento e poi fino a po' altre traduttologas femministas appostisi questa lega delle belle infidel
che si stata coniata de Gilles Ménage, un grammatico francese, esti scetti una lega, scetti cussa plus esplicita dessa femminilizzazione e sessualizzazione dessa traduzione. Difattisi, Chamberlain e finzas atras appostisi accostiant a is concettus de poderi patriarcali a cussus de disparidadi e gerarchias tra una scrittura originali e una traduzione. E du fainti fadendi naraus accostamentus in termini de traballo produttivo, tipicamente a capiavis hominis, e riproduttivo, tipicamente a capiavis feminas. Sopra originali de propriedade maschile, sopra traduzioni che già per definizioni esti derivativa. Fintas as autoridadi, dunque a sa paternidade e su rispetto de peuso a sa prima versione de un testo contra a sa relazione de dipendenza, no? Chi teni di una traduzione e fintas a femias a meda in sa storia dessa cultura nostra quando continuiadas. E dunque da tutto questo ragionzo un po' partendi dessa metafora delle vele infidel può mostrare relazioni de disparidadi de trattamento naraus tra un'opera che costumaus annai originali e s'opera che deriva da dunque sa traduzione. E questo esti, insomma, funti scommentus che apo portau un po' pensai a criticidadis che presentant is concettus accapiaus a su paradigma prescrittivu, cussu chi cricat de giudicai sia una traduzione giusta o sbagliata, esti prus o mancu sa cosa che ant fatto studiosas e studiosus negli anni 50 e 70, esti naraus assistesiai, no? de questo paradigma che teni di un accostamento normativo esagerau, che si basa in regiones, che si basa in equivalenza, eccetera. E dunque esti già parallelamente che si sviluppa da un altro paradigma che esti questo descrittivo e in noi si punti cominciato a fare riflessioni teoricas in un piano appunto descrittivo, cioè noi sti prosannai una traduzione sti giusto o sbagliata, si fatta bene o si fatta mai, ma esti a descrivere, a analizzare come si traduce de averus in realidadi, no? In realidadi nostra, storica, sociali, culturali, eccetera. Quindi questa traduzione non è giudicata, ma studiata come un fenomeno concreto che ha contesti, che esiste e che si situa in un certo contesto. In questo naraus paradigma è l'importo questa teoria del polisistema, questa teoria perché ogni cultura è fatta de meda sottosistemas, subsistemi, su literario, linguistico, ideologico, entre altros, e questo sottosistemas appunto sempre in contatto entre issos e funti interdipendenti, cioè dipendenti uno valus uno dall'altro. In nostra traduzione può dire essi dipendenti, essi a intro in realtà questa verità del suo contesto storico, sociale e culturale, e poi a seconda del suo contesto occupa una posizione centrale o periferica. Finza si arrivai a sul paradigma funzionale o funzionalista, che si legava meda capiava sa teoria del suo scopos, povem un resumo estremo naraus no estimoi su testo de partenza a determinare normas po una traduzione, ma esti su scopo de una traduzione e sa funzione sua entro de su sistema de sa cultura di arrivo, non proso de sa cultura de origine. Così avere un esempio concreto, chi devo tradurre un manuale di istruzioni, che questa cosa importante è che questa persona che vigili comprenda le istruzioni di adesso e rompa la scopo su finali che manca essi a fregare un modellino di qualunque cosa, e con questo obiettivo prioritario devo posso fare questa traduzione
mancai sacrificando il stile linguistico, cioè tipo fare un esempio. Esti a capo degli anni 80-90, chi tereso sa fureggia culturale, ma si studia e traduzioni, che non esti prusi in modo tramo la linguistica, ma esti un atto culturale, ideologico e politico di identità, di rappresentazioni, di autorappresentazioni, ed in questo momento si studia su questi studi su queste traduzioni aiutano a scoprire finza sa dinamica de poderi che si presentano quando pensiamo a questa traduzione de quali sia da cosa, de quali sia da testo o prodotto. E in questo contesto che nasce di questa traduzione, commenti in inglese rewritings, di adesso riscrittura, e questo concetto si aiuta a considerare questa vaina delle traduzioni e il prodotto su questa vaina a introdurre sul sistema culturale e letterario in noi si genera questo su prodotto su traducido. Chi funti non scetti narauso prodotto su aici isolato, ma funti parte di un sistema letterario preciso. Est in questo contesto narauso che l'invisibilità di chi traduidi moi esti scetti trattata come un'illusione, no? Che ogni scevero traduttivo esti occasione, poi qualcuno poteva intendi, può denunciare disparità, sia può rivendicare il pensamento sul diritto, su altre cose da lavoro. Est in questo contesto, in gli anni 80 e 90, con savuratura culturali, che si sviluppano finza da accostamenti interdisciplinari, questa traduttologia. Funti una forma, funti considerato ormai una forma di arricchimento di questa traduttologia, con riferimento sul teorico, su dessa sociologia, dell'antropologia, degli studi su postcolonialisi, degli studi del genere e del femminismo, entre altri su meda. Esti del questo interesse umano che cresce di finza un altro interesse umano fa chi ha sa traduzioni isa più su con le realtà sociali e delle rivendicazioni dello Susano già a partire dagli anni 70 e poi con il femminismo e commenti posto su narrado si può a capire e come si punta a capire uso a questa traduttologia. Tutto questo può passare a dizionari di traduttologia femminista. Le origini si puntisi da attribuire a Salvini narrado degli anni 70, ma si sviluppano da sopruso negli anni 80 e 90. Esti un interesse regenti, in casa che nasce in Canada, e noi traduttologas e femministas adesso Quebec cominciano a rivendicare i boghisi in soru, sa gentilità in soru, come traduttoras e personas che lavorano all'interno di un testo con soggettività. Dunque, essa cominciano a dimandare commentare questa traduzione contribuisce a tornare a propormi o a bogai disparità di genere e du fainti difendendo in un primo momento difendendo la visibilità di questo traduttore, dunque refudendo il concetto di invisibilità di chi è questionato innanzi. Finza a questo momento il traduttore botas a medas hanno fianta mi manco nella sumentuada meso prasa che traduianta difatti si criticano finza questo concetto di fidelità di issas come desobienantisi un concetto problematico di chi sarà Chamberlain prima innanzi di Atraga. Prima di che, appunto, sul punto di vista misogino e sessista che attribuisce l'uso a questo concetto quando questionato delle traduzioni. In proso su chi venti si valorai
sa soggettividade, commenti viunendi, e dunque sa agentividade, agency in soru, cioè sa visibilidade in soru da difenditi finza la sendi segnuso in traduzione a un certo punto, no? E arribanta a formulare strategie diverse, imparanta notas a sovei, chi donanta mancai riflessioni in pizzus de sciolerus e traduttivus, la Santa Marcasa de sul refugi de sul genere maschile come il genere grammaticale universale, combinai un'altra, può criticare il suo sistema che tu considera da un genere neutro. A consumata finza aggiunghi spiegazioni in essi stesso, su quando è necessario. Può ampliare il significato de scioverus, de traduttivus entre altre strategias. Esti una cosa naraus che esti tentativideva des annos 90 e si sviluppendi negli anni 2000, che sa traduttologia femminista, s'evoluzione naraus di sa traduttologia femminista esistette a manna ed è in porto vero. Difatti sì, chi è su comincio si concentraia in sa affermazione de sa visibilidade de traduttoras, in sa critica de su concetto de fidelidadi e in valorare sa soggettividadi, poi si muove in una direzione più ampia e intersezionale. E stannai chi dona l'attenzione narausu a si incrociai con gli studi su queer, transfeministas, pone in discussione dunque i ruoli del genere e normas binarias e gerarchicas del discorsus, ma si incrocia con studi su postcolonialisi, decolonialisi, anticolonialisi, e finza con le pratiche ecofeministas, che riconoscono questa traduzione finza commenti una forma in cui potevo esercitare una responsabilità etica, ma in confronto su de esseri viventi, de sa terra, de sa natura, e ci potevo seguire con elementi dell'ecosistema. Dunque, questa greca che si presenta in noi, che tiene un titolo provvisorio meda, traduttora de linguas minorizzata de Sardegna, panoramica di un'intersezione, esti su progetto del tesi di dottorado che si offendi in Università di De Vic, Università di Centrali di Catalogna, con sa co-direzione del suo dottore, su professore Adrià Martin e sa professora Pilar Budaiol. Noi cricono vago si vistenai dei tasidrata in pago voedus, può fare scetti riferimento a questo che a questo che acabau denai, questo che va sono vago e si pone in pari prospettiva traduttologica femminista del suo convinto di scuola canadese che m'occupo finza dai già visibilità di traduttoras, ma finza narauso che mi concentro in prospettivas prusu noas de custos annos, de chi impremo metodologia che sia da decoloniali, sia da anticoloniali, chi tiene di intersezionalità, commenti un principio narauso trasversale de tutto sa greca. Così vai un quadro l'estro degli obiettivi de sa circa, si legge questo che ha scritto in noi, dunque il suo obiettivo generale di esplorare l'intersezione tra traduzioni, genere e lingua in territorio di Sardegna, questo degli anni 2010-2020, può spiegare poi. Un altro degli obiettivi come fionendi, questo detto revisibilità di traduttore delle traduzioni in solo, come soggetto su praticas e prodotto su contra-egemonicus, questo che
contra-egemonicus caseusu trattendi de traduzioni facche a lingue minorizadas, duncas chi andant incontras a una tendenza egemonica, e finzas chi seusu chi si rendi de feminas, suggettus chi storicamente eusu tentu in su panorama culturale letterario nostro, ma chi funti sempre un lago varadas quadas po non si, insomma, ci deusu pruso manco cali puntisi regioni, ma non deusu mai narausu esplorare in maniera esaustiva. E con questa chirca unu pagu pozzu finzas podesu finzas contribuire a dibatas de colonialisi e anticolonialisi de is studios culturales sardos che si funti de unu pagu de tempus narausu sviluppendi e funti crescendi. Duncas, non mi lo stintare consumare teorico, però mi vari di importo a si occuparsi questa citazione Usannai. Faccio riferimento dunque a studi teorici di traduttologia femminista transnazionale, ma noi scelti a costos, faccio vinto riferimento a studi di traduttologa del contesto de nazioni che in sei stato, dunque a contesto su de minorizzazione linguistica, commenti su de Catalogna e de Galizia. Questo studio sono antidonau, noi appunto su scelti d'uso riferimento, ma tenti scelti carattere narauso esemplificativo, poi Nike mantidonau mamma manti aggiudau meda po sviluppare sa grica mia. Dunque, se noi potrei donare un'idea di questa traduttologia femminista transnazionale, a lasciare un paragrafo, scusami, la lascio in spagnolo, saperirà di se che non ho tempo di mi dedicare a questa traduzione di questo paragrafo, però provo a fare questa traduzione del suo castigliano a usarlo. Dunque, questa traduttologia femminile transnazionale è sì, questo tipo di traduttologia che ora contribuì tramite questa pratica effettiva della traduzione e della riflessione sopra questa pratica, dunque contribuisce alla giustizia sociale globale, a savini della gerarchia, includendo finzas a cosas che esistono tra femmines, in su mondo nostro globalizzato e neoliberale. Ahí ci commenti a sa erradicación, a divulgare reglas dessa discriminazione del genere, che da considerata in forma non discutibile in forma intersezionale. Dunque, una prospettiva femminista ella, però ampia, che oggi narauso donai una mirada sul uso intersezionale possibile a sa erradicazione, allo sradicamento delle discriminazioni. I studios invece si catalanas e galizianas funti questo che anche esplorau a fondo sa figura di traduttoras in lingua catalana e galiziana, anche rivendicavo l'importanza di stabilire una genealogia, di tornare a fregare questa storia femminile e femminista delle traduzioni, poi tornare a fornire una condizione storica che è di subalternità dei traduttori che storicamente appunto punti stetti as invisibili, poi si femias, poi si traduttoras e poi traballai con linguas subordinadas. Uso a tenere tempo di andare a fondo in questo concetto su che ho lesi, però in moi insomma non va da poi andare all'estero che non avrà tempo. Brevemente, questo che ho provato è poi moi partire sa ricca in due fasi, la prima fase quantitativa, cioè ha pubblicato in un catalogo online che è Books in Sardinia, che è formato del 75% dei tomos editoras sardas, traccias de traduzioni, traccias de traduttoras e de traduttoras me linguas minorizzadas. Ha fatto questa cricca a mano e ha sistematizzato una rausitatus in un follo
Excel pondi bogai in numero su apilum gestito su Vatsubi. Toccanto a una fase denienti e si cosa qualitativa, ha provato intervistas semi-strutturadas e traduttoras, in cui si ha regotto notas biográficas, ha questionau cuissas des progettos in soru, ha questionau cuissas ca li funt stetias i macrostrategias, cioè come si funt comportadas cando ant incominzau a fare sa traduzione de custas operas, e eso questionamu pagu finzas de su benidori in soru commenti de traduttoras in cussa linguas minorizadas. Naru linguas minorizadas apoita de Sardigna, e faccio riferimento a su sardu, a su catalana ligheresu, a su gaduresu, a su tabarchino e a su luritano sassaresu, ca apu fatu sa grica, narosa sa prima fase quantitativa apu cricau de includi finzas a totu custas variantis. Poi in sa fase qualitativa mi so concentrada naroso sul prusu in sa lingua sarda e in is traduttoras chi ant traballau con operas de narrativa. Innoi vagu de numerus, is publicazioni chi apu agattau de su 2010 a su 2020 funt 2639, e de cussas 216 funt traduzzionis, totu is traduzzionis 127 funt traduzzionis de o facchi a linguas de Sardigna, e de totu cussas traduzzionis 22 funt fatas de traduttoras, o mellus 22 ddas podeus attribuì a nominis de feminas, e 3 de custas funt traduzzionis facchi a lingua de Sardigna, mentre su 22 corrispondili a traduzzionis de o facchi a lingua de Sardigna, cussas 3 funt totu facchi a lingua de Sardigna. Duncas linguas de Sardigna commenti linguas de arribu. Poi i risultados de sa fase d'usu, a sa fini de 3 traduttoras apu sciogherau de intervistai commenti fionendi sceti cussas chi ant traballau con su sardu commenti lingua de arribu, e chi ant traballau con su genere de su romanzu, duncas con operas de narrativa, e de is intervistas de atras cricas chi apu potzimbrai, apu regottu datus chi apu sistematizzau naraus aici. Un pagu de informazionis biograficas. Scusate che forse amus perditu su segnale de Flavia. Provamus a arreare carchi minutu chi torrete a entrare. Flavia, nato che ste torranne a entrare, tanno arreamusu carchi minutu chi intrate. Forse beste. Vai, Eia, Flavia. intendesimo. Eia, come ti intendimus? Scusa, non riuscita No, non ho problema, tranquilla. torna comparsi noi. Ok.
Seu compargendi? Eia. Ok, vienentisi dunque sa funti traduttora sa totu femia nascia sa intre annos 60 e 70, anti fatto su studios o traballos culturalis e medas de issas cun sa lingua sarda, seso chi se di Deo noi ma po vostri nominis mi diseo appena ventia, però seso chi se di nominis commenti in cui de Maria Antonietta Piga, Anna Cristina Serra, Manuela Mireu, Sara Firinu, insomma, de sicuro qualcuno de questo soggetti su conoscesi che avuntisi personalità e persone attive già in su panorama culturale sardo e sardofono. Canto ai progetti chi anti partecipau funti stati sotto su progetto su finanziato con dinai pubblico e questo finza di si mostra dell'importanza no? Del finanziamento su pubblico su po' si dessa giudo delle istituzioni si può si fa chi ha una sorte digna poi lingua se poi traballo su de nosu in lingua e uso come fionendi chi se no de macrostrategie delle traduzioni e prima di tutto appunto domandavo a Issa come testi chi anti Scioberhaus opera chi anti poi tradusio e si interessa vero chi totusu anti Issa anti Scioberhaus opera le tradui Anna Cristina Serra ponai Linao de Scioberai una femmina de Sibilla de Ramo che poi sta fiera d'importo e fiera d'interesse a conosci, a mostrare questa condizione dei femminas attraverso tramite questo romanzo narrauso fiera d'importo a mostrare questa condizione dei femminas e dove hai finta in una lingua come il sardo e Manuela Mereu ponai di Scioberau storia de esa signorina von Sternheim de Sophie von la Roche una personalità di finta da questa narauso chi ha di tento questa de von la Roche chi ha di tento narauso questioni de interesse no chi potesse capire con suo genere de chi von la Roche esti un pseudonimo e chi scrive in uno tempo in chi manca i femmine non poliante scri de interesse ma si parte finta a chi tutto su anti Scioberau commentantinau una varietà ortografica unificata e tutto su essa fonti a favore de gusto e su che siano finta adesso bisogno de ponni o no ponni in traduzione di paratestos con paratestos o lunai o sa presenza no de paratestos in mese edizioni o lunai chi su numeri del traduttore esti presenti o non presenti nei libri e già fonti presenti in caso su medas addirittura in sa copertina che è una cosa che poi vi sembra una cosa del pago conto però non esti rauso convenzionali in questa cultura nostra e so finta questionau de su bisogno de imperai o no notas de sa traduttora su lei può giustificare spiegare che non conosceva traduttivo a introdurre opera c'è una mi pare di imparare una cosa di traduzione a su lei ed ha fatto in una maniera interessante in me però non ho ancora analizzato bene questo aspetto dunque non si può accennare in nulla però poi gabai eu ragionavo bene insomma eu ragionavo un vago de su benidori in solo no? Chi tenenti idea, intenzione o chi tenenti progetto su de traduzioni facchi a lingua minorizzata, in questo caso su sardo, chi tenenti questo suo progetto su narauso su benidori
Nessuna di esse ha già una risposta positiva, manca un po', come dicevi prima, mancanze dei progetti adeguati che tenete conto finché delle importanza, no, de fare questo trabalho, ma finché da chi ad un umano è una cosa che de personai, non è chi vive su de traduzioni in questo momento, in questo contesto, no? Tutto su essa sa fa in teatro su trabalho, nel senso che se ne vive traduttora professionista, e anzi, sì, che devo cominciare a questionare con essa sa mantina però devo non sei traduttora, no? Se altra cosa mera, però che in quel modo non si intende né traduttora, che non fa questo trabalho po' de professione abituale naraus, ma finza da forse sia ancora devo appunto questa sensazione che forse sì, non senti manco questa naraus, non ti riconosco manco questa importanza del suo trabalho manuale importanti che anche fatto. Dunque, è una lastima, però questo progetto comincia su tempo passato e funti fino a gamba su tempo passato. Ovviamente poi c'è stata una iniziativa dei due editori che è stata un'altra cosa, però devo analizzare una in questo contesto associo dei editori e concentrandomi scelti in questa parte piccola delle pubblicazioni e delle traduzioni. Bene, a poco abbiamo noi, un paio di bibliografia che ho lesi da posso passare fino alla prosa completa. Si torno grazie a me da un po' attenzione poi ascoltavo che tenesi curiosità di cosa de domandare o de preguntai potesi se noi può rispondi. No, grazie a meta Flavia, scusa Flavia sì, poi dato. No, Zanane, a questo che hanno una dimanda di Elisandro. Devo? Forse sì, qualcuno ha terzetto a mano, ma scompassi tu Alessandro. Non No, devo volevo preguntare cosa, in effetti. Prego, si quieres, Elisandro. Volevo pure staccare in mano, però mi sembra troppo liato con sta un gizi conosciuto. Però sì, magari posso intervenire a posti se c'è stata gente, o se nunca, se no, di farsi una pregunta luego. Come testi? Che non c'è altra gente che stiano andando bene? Pronto? Non so idee lateral di Mannasa, tanno Zicheres. Sì. Tenia due consideros. Tu hai, grazie a me, la vostra presentata è stata interessante in me. Però pensando a due cose, cioè, poi da singizzo non può seguire tutto, teniamo altra cosa, la musica è un'altra cosa, dunque non può ascoltare bene singizzo, però se comprendo bene, ci punti, cioè, approccio cosa tua, considera la posta traduzione su testo come unità, poi ormai in sa teoria questa traduzione di Yuri Lotman su concetto fondamentale mi pare che poi da lettura sono poco beccia sono mimi che versa da questa discretizzazione su narrata sta traduzione
considerata commenti sta traduzione di un testo in treo, ma dedotto in porzioni. Poi questi due casi su traballo del suo traduttore, proprio tu stai seguendo in modo con sa circa cosa tua, tu bisi che su traduttore affronta una serie di partisi del suo testo, cioè traballa con partis del suo testo, più che con il suo testo in treo. E dunque la prima pregunta mia è se soggetto dell'analisi tua esti su testo oppure is praticas de traduzione discretizzatas. Il concetto di discreto è un concetto che, come ti dicesi bene di questa matematica, indica in numero discreto, appunto, che punti diversi dai numeri continui. Dunque, sta traduzione come di traduzione dell'artesi o sta traduzione come di traduzione di un testo, poi da punti due punti di vista diversi. Sta seconda pregunta, non parlo essere troppo secamente vanelli come ti sta seconda pregunta è questa. Cioè, mi viene in conca un altro approccio pure. In suo sentito che e tornando a quest'idea che mi sono fatto, mancai sbagliando, che tu vivi a suo testo come sempre unità di riflessione. Ho pensato a un concetto che viene dagli studi culturali di Stuart Hall in particolare. È il concetto di encoding, decoding come meccanismo fondamentale di questa trasmissione. E stannai, si vuole considerare questa traduzione senza considerare il suo pubblico di questa traduzione? Questa prima questione è su testo è soggetto di questa traduzione oppure i spartisi del suo testo che cada pari con la Savini, perché noi cioè si dà che il suo testo sia da uno sistema, è un'idea nostra, aborta dal suo testo, non è ponuta da uno sistema. E questa seconda questione è poiché c'è questa questione analoga sul lector in fabula praticamente, cioè poter considerare questa traduzione come di cosa ti importa, c'è questa tecnica di portare un poeta, un verbo, una frasia, una parte in un'altra lingua, oppure su pubblico pure? Ormai, in questa circa cosa tua ti sei sagattata con gente che lavora la scelta con l'LSC. Sta LSC considera questa traduttora in sardo su pubblico e questa maniera di decodificare questa traduzione. Non so che questa pregunta sa punti adatta, ma punti bene a conca. Grazie. Grazie a tu, Elisandro. Dunque, per rispondere a questa prima pregunta, soggetto de grica mio, per primo fonti traduttore, cioè il soggetto che hanno fatto, che hanno contribuito a produrre, no? Questo testo, poi andavo a definizioni di traduzioni come il testo, però il soggetto del mio fonte di traduttore, il pensamento in solo, commenti costoso
si ponent a pari e dialogant con istorias feministas. Custu esti pruso manco custu chi tengi in mente in noi. Ecco, menti fionendi fintas pigendu de sa primu ondada de teologia feminista, unu de i sentidos pruso mannus esti cussu de contai unu pagu de issas. De issas pro des personas che a suggettus chi questionant iscrinti de una parti marginalizzata, ma po gussu piegata po una rivendicazione nella una furiatura de posizioni e de poderi. Sì. Cussu de una parti de s'altra no può mai questionau con issas de unidadi de traduzioni, tuncas né de fueddu, né de frasi, né de porzioni de testu, né de parti de testu, né de gusto, ma come ti apo mostrau, scetti de approcciu, e dunque da processo de traduzioni, commenti issas antifattu e commenti issas cali funti sciolere su chi issas anti ritentu de vai, no? Dunque da un processo pruso chi su unidadi e su produtto de sa traduzioni. Non scio chi pruso manco se rispondendo a sa prima pregunta, però può arrivare a sa dedusu c'è tipo claresa non è stichito tua panta imparau sa LSC, ma anzi sottolineau chi anti imparau una grafia sa chi a poi issa fiada prosa canta de issa però unificada. Aici danti nau issas e tottu, mancai calincuna SLSC, calincun'altra no, però sul pruso anticristianau de grafias unificadas, e po canto sa critica cosa mia non seu considerendi si studio de sa ricezione de traduzioni, che si tottu un altro ambito de sa traduttologia de chi moi non mi seu occupendi e dunque non ti rispondi con rispetto a sa varietà ortografica LSC e a su considerai narausu su sa ricidura del sudesto. Su che ti possono essere chi se o cricchendi de anestesia e completamente dei approccios, accosamentus, decius, narausu de chi appu donà una fotografia in antisi, questo prescrittivo, questo funzionalista, questo su chi narauso si vuole introdurre a strinto quando depeso che se ne de altre cose, no? De relazioni de potere intralinguas, intrasoggettividadisi, a introdurre un sistema letterario, culturale, eccetera. Dunque, la contestualizzazione è esa cosa, saremo cosa che so pensando. Ci vuoi altra domanda? Amedeo di Chistonai. Io pure ti toro gracias per tutto questo lavoro, per tutto ciò che nos has presentato stasera. La mia è una curiosità che ho inteso lumenande Manuela Mereu, però non avevo compreso il fatto di lavoro, sul tipo di collaborazione, del lavoro che ha fatto. È solo una curiosità che una persona che conosco e dunque che ha parte di questa faina. Ecco. Manuela Mereu è una delle traduttoras che si occupa di tradurre del tedesco a su sardo. È un caso di studio interesse me per varie ragioni. Innanzi dedotto è l'unica traduttora che mi ha raccontato di aver fatto un processo collaborativo, no? Evidentemente traduci del tedesco a di reperto narauso che per uso personas narauso podiate traballare con issas po
po cali conosciò, vero? Ha ritradusio Storia della signorina von Sternheim, adesso tedesco, adesso Sophie von La Roche, e Finzasa, Sbattimento su un giovane, e io con questo titolo su testo, i dolori del giovane Werther, dei sonnai, tu conosci Aici, adesso studiavo Aici in italiano. Sì, di fatto questa traduzione di questa due opera, Isa Mannau che ha di scioperau de tradui a Goethe, che è un classico della letteratura tedesca e a di pensare che fia da un'idea bella a me da questo del Dudenni in sardo, e invece si ha di scioperau con la Roche, un po' tutto su contrario, no? Che è su opera che deste sia fora a tradu, e scritta della vemmia, in tempus in cui sfemias non podiam sì come scrittora, e dunque a di crescere un tipo di una rivendicazione di questa genia. Bene, grazie. Si batattara cracchi di manna, se non potimus tuncare. Adriano. Intendesi? Gracias a Hans Limbas e pure a Flavia, mi si piace a me si è presentata mancai un po' da conoscere già. Ho lì a preguntare prima una curiosità di Piticca, poi che io non conoscevo questo paratesto di Schuch, che ha descritto Reader I Took Some Liberties o una cosa di Aici, che forse sì, di fuori da su finza sintrenoso Flavia quando tenesi in un momento, però sa prima reazione che ha potento fia che mi piaceva come rivendicazioni di sa attività di questa traduzione, no? Poi tacca su traduttori si fa divisibili, iscriendi un paratesto d'impatto, pustis però mi seu avvigiao che su testo di origine, chi non sbaglio, è su castigliano de Messico e questo è un traduttore americano degli Stati Uniti. E dunque ho pensato, ma non è che c'è pure in noi una simmetria, poi chi essere un traduttore o traduttora, chi traduce in satra direzione, deve fare tutte le giustificazioni del suo mondo, no? Tipo, questo dopo tradurre da Aici, poi non si difende. Invece, forse sì, traducendo la lingua dell'impero, forse non ti servono giustificazioni smanna. Mi piace di conoscere questa visione tua, che di sicuro tu conosci meglio su da me, chi è stata prima volta che intendo questa cosa. Posti spero, la cosa che mi interessa del prosu è che potessi compartire, po' pregei, tu hai fuori di questa traduttologia femminista transnazionale come una aina decoloniali e anticoloniali. Potessi donare esempi di questo in su concreto, quando tu devi traduci, quando traduci con sardo, eccetera, che tenisi manifestazioni concrete de poeta una traduzione di questo tipo è beneficiosa finza per ogni persona che vive in Sardegna, per ogni fuedadora de sardo e di altre lingue minorizzate. Grazie. Grazie a te, Adriano. Auditorio. Dunque, no, io penso di questa prima domanda, non ti rispondi in merito a questo che su traduttorio lì da Nine nota, ci scettica in ambito stretto su de chi fa di studio di traduzione, questa nota gira da e si attribuisce a isso e ci pago cosa sa de bruso.
però esti interessanti a vero che insomma questo chi nota a lui, no? Cioè sul fatto che un conto esti chi doveva studiare no, da un punto di vista rivendicativo di una certa lingua, di un certo contesto, un altro conto esti chi d'un perinti invece si può trasmettere sa lingua che si impero come ti da si seria da giustamente due e finito tempo questo no che non si proso come ti nai no, non basta la prosa, si revede concetto su de traduzione, hai c'è capiauso in aria, ma detto finta essi coscienti di chi essi tutto a introdurre un sistema che non poteva lasciare di considerare. E questo sì, forse si sa capire alla fine questa domanda che hai fatto lui, che mi hai fatto in moi, cioè deu apu nella scelerau dopo scelerare questa greca e non, insomma no, apu detto sta fortuna che nessuno mi dà di appioppata che esti una finta già sopartia da una considerazione personale, no? Sei una vegna sarda, sardofona che vivi in Sardegna, magari con privilegio su meda, no? Che sei bianca, che scio lingua, magari posso dire qualcosa in inglese e a viaggiare, eccetera. Però mi si è accattata che questo concetto di intersezionalità che è tanto de moda oggi, che è imparato di ogni luogo, è in qualche modo imprescindibile in su che faccio, però in su che faccio di ogni anno. Cioè, mi sono domandata, a me, da saito in essere femminista in Sardegna, che non de considerai de imparare questa lingua sarda. Mi sono domandata, a me, da Italo Linnai, essi nazionalista in Sardegna, a favore della nazione sarda, che non de invece considerai i toinai dove da un punto di vista femminista. Penso che commenti il femminismo transnazionale si fainti e naranta e cricanta de spraghi in ogni luogo non posso ignorare in rauso chi quando si questione di Deus e questione di dal punto di vista che esti fatto de diversos grados de privilegios ma finza de oppressioni e questo esti narauso questo che appunto finza sa cricau de appareggiare con sa teoria del femminismo transnazionale, no? All'interno dello sistema culturale sardo e sardofono podevo fare finta che sul problema relativo a su generi non esisti? No, Capoita Zeus favorecendo sul problema relativo a su generi. E all'interno del femminismo su de Sardegna podevo fare finta che non esisti di un problema culturale e linguistico? No, perché fadevo vinta, non ci pensavo, se si in una maniera fendi su gioco de chi prima de noso e oggi esti narauso fendi su gioco de soppressore della dominazione. Dunque, se esti narauso una condizione che una cosa per me non può escludersi tra chi o l'uso in verità di tenere questa visione anticoloniale e decoloniale di questa cultura e di questa storia nostra. Non scio, cioè, chiesti chiaro o no? Crarumetta Flavia e ti ringrazio davvero per aver dato dell'intersezionalità che poi a Saine è stato collegato, cioè come ti ha sanato chi traducere non è mai una linea neutra e se si spreco di tante cose, di essere emina, di essere di stare di essere sardos e sardasa, cioè grazie Armetta. Forse si ha visto un'altra di manna, un'altra mano canarziato.
o forse se qualcuno ha scritto in sa chat, no, forse se ti za chat. Non è così battattera cacchiatera di manna pro Flavia, ma insomma, abbiamo dato a Beru de metas cosas. Poi è scraru, è interessante come te viene a tradurre il sardu, appunto siete un atto culturale e politico. Vinas a quando decidimus in ANS de scrivere o tutto il sardo in sasatera limba de Sardigna, che narrare chi non battono un motivo pratico che potremmo narrare vinas a tutto namus in una lingua come italiano accatamus tutto libros e traduzione su motivo per su quale usiamo su sardo vinas in ANS è un motivo di coscienza di appartenenza a un motivo politico chiaramente sì. Tanno forse tanno se non batta la domanda batta qualche ringraziamento pro Flavia in sa chat io pure tanto torno a ringraziare Flavia bosamento chi Marco in sa chat narrata ad entrare in lingua tanno io torno a narrare chi questo seminario sono stato concordato da assemblea settoriale di lingua intro de ans una cosa che narro io sempre è se chi si namus si appassionatos o interessatos a sa lingua de Sardigna namus chi ANS e Limbas abbordata proprio la possibilità di trasformare namus questa passione in attivismo tanno sì che rittes a che scarche cosa prosusardo battateros gruppo spuro de attivistas a murfeddato de hardware insomma ben a metà beru de gruppo pro travagliare insomma pro susardo tanno insomma bosamento chi su 28 de questo mese nostro ramusu a bidere chi su professore Adria Martin che oggi è presente che ha fatto insomma che ha fatto questa dimanda a Flavia su 28 è sempre un mercoledì a Saschimbe e Mesa nos attaffiaddare ed è a Inas e pratica de traduzioni sardo che come tu Flavia questo primo abboio è stato un poco più teorico e esatto a essere un poco più pratico invece